Bentrovati alla nostra TG Plus edicola. Sapete che noi ci occupiamo da tempo di questa edicola provincia per provincia. Adesso andiamo a vedere che cosa scrivono i giornali di Venezia. Oggi venerdì 5 maggio si parte con la nuova di Venezia e Mestre. Spiagge, fronte compatto, risorse per 15 milioni, confronto fra sindaci su mobilità, sicurezza e turismo sostenibile, fondi in arrivo alle città balneari. Sto Cavallino confermata coordinatrice, firmato il manifesto di Arzachena. Sicurezza, nel veneziano arrivano 38 carabinieri, bella, questa è una cosa interessantissima, e a casa di riposo degli orrori accertamenti su altre 5 vittime, che questa è una faccenda che andrà avanti un pezzo, ma vedete che la nuova di Venezia Mestre dedica le fotonotizie al Napoli da una parte per la festa scudetto e al Giro d'Italia che parte domani, e oggi ci sarà uno speciale sul giornale. Alessandro Cheng, chissà perché si chiama Cheng, si chiamano tutti così, il primo agente di origine cinese. Bellissima questa notizia che abbiamo già dato nei giorni scorsi, adesso vediamo anche il volto di questo ragazzotto. Sul Gazzettino si parla ancora della battaglia tra virgolette tra Francia e Italia, la strategia dell'insulto, durissimo attacco del ministro degli interni di Macron all'Italia sui migranti, dice incapace, Tajani annulla la visita a Parigi, l'irritazione di Palazzo Chigi, dice ora devono chiedere scusa. Sì, buonanotte se lo fanno, secondo me non lo faranno mai. E Rebellin, il camionista pirata, dice non scappai e ora può farla franca. L'incidente a Rebellin quando morì il ciclista. Padova, i cigni all'attacco, questo è il Gazzettino, ma in prima pagina mette Padova, cigni all'attacco di Kinsi del loro nido. Beh, una notizia con la quale apre il giornale, ma effettivamente è bella anche la fotonotizia. E la mozzarella di Venezia fatta in Austria dai cinesi. Prima abbiamo visto Cheng, adesso c'è la mozzarella, ragazzi, attenzione, aiuto. Andiamo sul Corriere del Veneto. Il capo antisiccità si chiama Nicola Dell'Acqua. Fa un po' ridere questa cosa, però, perché sì, per carità è il suo nome, però il antisiccità che si chiama Dell'Acqua è bellissimo. La Meloni l'avrà scelto apposta come commissario per l'emergenza nazionale. La lite e gli spari, c'era un complotto alle mie spalle, dice l'assassino. Viene riportata la notizia di quella triste faccenda. E è bella la fotonotizia di questo ragazzotto invece di 21 anni che rileva l'edicola. I social dice beh, è meglio i giornali. Beh, ha ragione, io sono d'accordo, è bellissimo questa cosa. Insomma, è un lavoro molto difficile, molto duro, bisogna alzarsi tutte le mattine, almeno minimo, proprio che ti vada bene alle 6, ma ci sono quelli che si alzano alle 4:30, quindi attenzione. Incidenti sul lavoro, un morto ogni 3 giorni, l'effetto super bonus, e la RSA degli orrori, indagini su altri morti, altra notizia che viene riportata un po' dappertutto. La pagina veneziana di Notizie Plus, presentato il Salone Nautico di Venezia, Wind 3 sciopero dei lavoratori a Mestre, 20 multe in un mese per plateatici irregolari, e poi rintracciata all'aeroporto Marco Polo una ragazzina scomparsa nel Bresciano. È tutto anche per l'edizione di Venezia della nostra edicola che facciamo ogni mattina qui su TG Plus. A presto.